Io sono Luca De Melas, sono laureato in viticoltura ed enologia presso l'Università di Oristano. E sono un funzionario ricercatore enologo dell'agenzia Agris Sardegna. L'agenzia Agris si occupa di svolgere attività di ricerca scientifica, sperimentazione, innovazione e trasferimento tecnologico nelle filiere agricole, agroindustriali, forestali e nelle risorse ittiche. Attualmente, per quanto riguarda il servizio ricerca delle filiere olivicole, olearie e vitinologiche, ci stiamo occupando da diverso tempo appunto di vitigni autoctoni, dello studio dei vitigni autoctoni, di quelli minori poco diffusi. Due sono gli obiettivi che vogliamo appunto raggiungere, quello relativa alla biodiversità viticola, che è molto importante per il futuro della viticoltura sarda, e poi poter fornire alle aziende delle basi di conoscenza perché possano produrre dei prodotti innovativi. Una volta che noi testiamo la validità di questi vitigni, andiamo a registrarli nel Registro Nazionale delle Varietà di Vite, gestito dal CREA per conto del Ministero dell'Agricoltura. Il progetto Aquinas Spinov sono due acronimi che stanno ad indicare, per quanto riguarda Aquinas, Antigas Casta Deide Pro Novas Razza Deinu de Sardigna, quindi antiche varietà di vite per nuove tipologie di vino, Spinov per spumanti innovativi ottenuti da vitigni autoctoni. È un progetto che è stato portato avanti da Agri Sardegna e Sardegna Ricerche, il cui obiettivo è stato quello quindi di produrre delle nuove tipologie di vino spumante ricorrendo alla valorizzazione della biodiversità, quindi dei vitigni locali, vitigni autoctoni e di quelli minori perché si trovano su una superficie limitata. Le attività sono state impostate seguendo la logica dei progetti cluster, dove si sono alternati dei momenti di attività individuale e attività di gruppo. Da sottolineare, molto importante, è appunto questa collaborazione fra l'agenzia Agris Sardegna e Sardegna Ricerche. È stata proficua, diciamo così, per le aziende perché hanno potuto sperimentare nuovi prodotti, partendo dai nostri prototipi, li chiamiamo così, ovvero dei piccoli prodotti che hanno potuto dare alle aziende questa possibilità di toccare con mano e poter sperimentare loro stessi e produrre un prodotto innovativo, ecco. Questo progetto ha suscitato grande interesse nel mondo vitivinicolo, tant'è che abbiamo portato alcuni prototipi, così come il volume, li abbiamo portati a Verona in occasione del Vinitaly 2024 e abbiamo raccontato questo progetto. Sono Luca Serra, rappresento la quarta generazione dell'azienda di famiglia, l'azienda Fratelli Serra, Azzediani, produciamo vernaccia da più di 100 anni. Da qualche anno siamo seguiti da Sardegna Ricerche e Agri Sardegna per il progetto Aquinas Spinov per la sperimentazione di spumantizzazione del vitigno vernaccia in due metodologie principali, quindi Charmat e metodo classico. E in questi anni stiamo avendo modo, grazie alla loro collaborazione, di vedere se è conveniente acquistare nuovi macchinari e fare nuovi investimenti per avviare un'eventuale produzione di una spumantizzazione della vernaccia. Grazie alla loro collaborazione stiamo seguendo anche una ricerca in campagna per la selezione di nuovi portainnesti innovativi della serie M soprattutto, e alla scelta di nuovi cloni per impiantare un nuovo vigneto con le varietà antiche, tra cui Niedera, Caddiu e Licronagio Nero.